Giornale radio della Puglia. Tenta di uccidere la compagna 19enne con 2 colpi di pistola, poi si toglie la vita con la stessa arma. La tragedia a Cassano Murge, la donna è ricoverata in gravi condizioni. Ex Ilva, oggi il vertice convocato dal ministro delle imprese Urso con azienda e sindacati dopo lo stop alle ditte dell'appalto, lavoratori in presidio davanti al siderurgico di Taranto. Truffe agli anziani, arrestato un 24enne campano, 9 i colpi messi a segno nel Tarantino da aprile a settembre, bottino di oltre 17.000 euro. Festival del cinema europeo, ospiti della sesta giornata, Raoul Bova per il film The Christmas Show girato a Lecce e Ricky Tognazzi per l'omaggio al padre Ugo. Le 7:18 di giovedì 17 novembre, buongiorno da Annalisa La Selva in studio, da Alessandro Grasso in regia, benvenuti a questa prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia. In apertura la cronaca, un uomo di 21 anni ha tentato di uccidere la compagna 19enne con 2 colpi di pistola al torace e poi si è tolto la vita sparandosi alla testa con la stessa arma. Il fatto è accaduto ieri sera a Cassano delle Murge, nell'appartamento in cui la giovane coppia viveva in via Martin Luther King. L'uomo albanese morto sul colpo, la ragazza di origini marocchine è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, poi al Policlinico di Bari per l'estrazione dei 2 proiettili. Ora in prognosi riservata sull'accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Bari. Questa mattina a Roma il vertice convocato dal governo per discutere dell'avvertenza ex Ilva dopo lo stop delle aziende alle attività delle ditte dell'appalto, e davanti al siderurgico continua il presidio dei lavoratori messi in cassa integrazione. Sarà un tavolo allargato, quello presieduto dal ministro per le imprese Adolfo Urso, sull'avvertenza ex Ilva, dopo la decisione di Acciaierie d'Italia di interrompere i contratti con oltre 100 ditte appaltatrici dell'indotto. Alla riunione parteciperanno i vertici dell'azienda, le sigle sindacali, Invitalia, i commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria, Confindustria Taranto e le regioni Puglia, Liguria, Piemonte e Lombardia. In contemporanea a Taranto i rappresentanti dei quasi 2.000 lavoratori coinvolti, per cui è già partita la richiesta di cassa integrazione ordinaria, terranno un presidio davanti alla portineria impresa dello stabilimento. Torna al centro del dibattito il futuro del polo siderurgico. Secondo i piani della regione dell'ex Mise, dovrà trasformarsi con il passaggio dal carbone all'idrogeno. Il ministro delle infrastrutture Salvini avverte: faremo di tutto perché l'Italia non perda il controllo della produzione di acciaio. Ma la riconversione attraverso fonti di energia pulita è possibile? Nicola Conenna, fisico e presidente dell'Università dell'Idrogeno. Bisogna eliminare il carbone, noi dobbiamo decarbonizzare e quindi leviamo il carbone, e l'idrogeno può sostituire il carbone, è una cosa possibile. Non si può pensare che l'intera acciaieria vada a idrogeno, ci deve essere una parte dell'impianto, o probabilmente ex novo, che viene alimentata a idrogeno. Nel giro di una decina d'anni si può fare. Giacomo Susca, TGR Puglia. L'ex presidente delle Case di Cure Riunite Francesco Cavallari, morto l'anno scorso a Santo Domingo, non è un mafioso. La Corte d'Appello di Lecce ha revocato la sentenza di patteggiamento a 22 mesi di carcere nei suoi confronti, ma limitatamente al reato di associazione mafiosa, confermando invece le accuse di corruzione e falso in bilancio. La revisione del processo potrebbe aprire la strada per i figli alla restituzione dell'ingente patrimonio confiscato, oppure a una domanda di risarcimento per i danni subiti. Chiamava gli anziani al telefono fingendo di essere un parente bisognoso di denaro, poi si faceva consegnare soldi e gioielli. 9 i colpi messi a segno nel Tarantino da un 24enne campano arrestato dalla polizia. Il modus operandi era sempre lo stesso: una persona anziana contattata sul telefono fisso da un falso parente che deve fare un pagamento urgente pena gravi conseguenze, e un complice che va al domicilio della vittima presentandosi come corriere o persona incaricata di ritirare il denaro. Questa la truffa messa in atto da un 24enne campano, aiutato da alcuni complici, ai danni di diversi anziani nel Tarantino. 9 gli episodi accertati tra aprile e settembre dalla squadra mobile di Taranto, che in collaborazione con quella di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Benevento a carico del presunto responsabile. Vere e proprie truffe seriali, scoperte a partire dalla prima denuncia fatta da un tarantino di 88 anni. Grazie all'esame delle telecamere di videosorveglianza e delle telefonate, gli investigatori sono riusciti a identificare l'indagato, vestito sempre allo stesso modo e che noleggiava delle auto per spostarsi da Napoli a Taranto. Oltre 17.000 euro il denaro raccolto complessivamente, insieme a oro e gioielli. Truffe sempre più diffuse in tutta Italia, dove si agisce per tentativi.
Una volta che si capisce che al telefono c'è una persona anziana e sola, si cerca di carpirne la fiducia, colpendola nel punto più debole, i familiari. Ecco perché la Procura e la Questura di Taranto hanno costituito un apposito gruppo di lavoro contro questo tipo di reati. Adele Lapertosa, TGR Puglia. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Bari hanno confermato la condanna all'ergastolo per Giovanni Caterino, il 42enne di Manfredonia, ritenuto il basista della strage di San Marco in Lamis, in cui nell'agosto del 2017 furono uccisi il boss Mario Luciano Romito, il cognato Matteo De Palma e i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, assassinati solo perché avevano assistito all'agguato. Caterino si è sempre proclamato innocente. Puglia in coda alla classifica nazionale per numero di asili nido e spesa pro capite dei comuni per i servizi all'infanzia, è uno dei dati che emerge dal rapporto di Save the Children. Molte ombre e qualche luce. Anche quest'anno l'Atlante dell'infanzia a rischio messo a punto da Save the Children consegna una fotografia in bianco e nero per quanto riguarda la condizione di bambini e bambine in Puglia. La pandemia ha aumentato le diseguaglianze fra nord e sud, lo dimostra chiaramente la percentuale di bimbi in condizioni di povertà relativa e assoluta. La rete sanitaria pediatrica è insufficiente, la Puglia è in coda alla classifica nazionale per numero di nidi infantili, in coda anche per spesa pro capite dei comuni per servizi alla prima infanzia, appena 394 euro contro i 2.617 euro della provincia di Trento, ma la nostra regione è anche quella con minor disponibilità di verde urbano insieme al Molise, meno di 10 metri quadri per abitante. Sul fronte adolescenti dati negativi per ragazzi e ragazze obesi e per sedentarietà. Sentiamo Raffaella Milano, direttrice programmi Italia-Europa Save the Children. I dati più preoccupanti riguardano l'alto numero di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di povertà relativa, così come i numeri che per esempio ci dicono la scarsa frequentazione di attività sportive e di movimento e anche la scarsa quantità di spazi verdi dove i bambini possono giocare e crescere. Ma ci sono anche dati incoraggianti come la copertura del servizio di pediatria di base e non solo. Ancora Milano. Ad esempio l'attenzione che si ha nei confronti dei nuovi nati, che ha fatto in modo che la Regione Puglia garantisse i più avanzati test neonatali a tutti i bambini che nascono in questa regione. Antonello Cassano, TGR Puglia. Braccia e gambe ingessate come tele su cui disegnare. All'ospedale pediatrico di Bari un concorso premia la creatività dei piccoli pazienti. La bambina che disegna se stessa col gesso, quello che riproduce l'armatura Thanos degli Avengers, o ancora chi preferisce lo stemma del Bari insieme allo scudetto dell'Italia. Non c'è limite alla fantasia dei bambini e per questo l'ospedale pediatrico di Bari Giovanni XXIII ha istituito il concorso Calma e Gesso. Sentiamo il dottor Antonio Colella. Spesso ci capitava in sala gessi di notare dei gessi colorati in maniera carina e graziosa e quindi, data la grande affluenza purtroppo di traumi estivi, ci è venuta questa idea di poter realizzare un concorso che potesse premiare appunto la fantasia e la creatività dei piccoli. Bimbe e bimbi hanno condiviso per mesi su Instagram le foto delle proprie creazioni, una consolazione al dolore dei traumi e al fastidio di braccia e gambe immobilizzate. Cosa fondamentale è stata che nel informare i piccoli pazienti di questo concorso, al momento ovviamente del trauma che hanno subito, diciamo è stata come una sorta di sollievo per loro e quindi quasi erano contenti di avere questo apparecchio gessato per poter partecipare e cercare di vincere i premi in palio. Alla fine, infatti, i piccoli pazienti hanno ricevuto giocattoli, magliette di calcio e altri oggetti raccolti insieme agli sponsor. Alberto Francavilla, TGR Puglia. Il Festival del Cinema Europeo di Lecce, ospiti della sesta giornata, due artisti molto amati dal pubblico. Sentiamo. È il giorno di Raul Bove e di Ricky Tognazzi. L'attore romano sarà in sala stasera per l'anteprima di The Christmas Show di Alberto Ferrari, una commedia natalizia girata a Lecce che racconta la storia di Sofia, interpretata da Serena Autieri, e dei suoi due figli, fino a quando Pierre, il vicino di casa, irromperà nella vita sentimentale della donna. Nel cast anche Francesco Pannoffino, Tullio Solenghi e Ornella Muti. Per l'omaggio a Ugo Tognazzi alle 18 la versione restaurata in 4K della Voglia matta di Luciano Salce. In sala ci sarà Ricky Tognazzi che presenterà il libro scritto dal padre Ugo, Il rigettario. Nirvana di Gabriele Salvatores è il film della retrospettiva su Sergio Rubini che domani riceverà l'Ulivo d'Oro alla carriera.
Per Cinema in Realtà, il docufilm Libere di vivere di Antonio Silvestre affronta il delicato tema della violenza economica. A Room of My Own del regista georgiano Joseph Bliaze e Zuhal della regista turca Naza Elif Durlu sono i 2 film in programma tra quelli in concorso per l'Ulivo d'Oro. Sullo schermo anche L'amore secondo Isabelle per la rassegna su Claire Denis, Between Us per l'omaggio al cinema ucraino e 10 cortometraggi per festival in corto. Da Lecce, Gianluca Lovagnini, TGR Puglia. È il momento del meteo, sentiamo che tempo farà. Buon giovedì a tutti da Alex Guarini di Rai Meteo. Nel corso della notte una perturbazione transitata sulla Puglia, dando luogo a pioggia a carattere sparso. Si è allontanata rapidamente verso la Grecia, lascia spazio a delle schiarite comunque temporanee perché già a fine giornata si avvicinerà un nuovo fronte atlantico. Intanto nelle prossime ore momenti soleggiati si alterneranno da nuvolamenti irregolari. Questo pomeriggio non escluso qualche sporadico breve piovasco tra Murge e sud-est barese. Tempo generalmente asciutto altrove, piogge in arrivo nella notte a partire dal Foggiano. Temperature in calo, massime che oggi oscilleranno tra 17 e 18 gradi sui nostri capoluoghi, venti in attenuazione, questi tenderanno a disporsi di direzione variabile, comunque di debole intensità. Mari poco mossi su tutti i settori. Domani, come dicevo prima, la giornata sarà caratterizzata da un nuovo aumento delle nubi e il ritorno di pioggia a carattere sparso, comunque alternate anche a delle schiarite. Con questo è tutto, da Rai Meteo l'augurio di una buona giornata. In chiusura il calcio, il Foggia vince 2-0 allo Zaccheria contro il Crotone, accede ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia. Il prossimo appuntamento è qui su Radio 1 a 12:10. Grazie per essere stati con noi e a tutti l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Puglia.